Sei triste amore? Sì, lo so che avanzi il cibo, lo so, adesso andiamo a posare il cibo, lo so, guarda che faccia depressa, lo so, adesso andiamo, sì, adesso andiamo con il cibo, ma che lusso, eh sì, pranzo e cena fuori ogni volta, guarda. Ah, Devo dire che questo posticino mi garba parecchio. ti garba? Mi garba parecchio. E raccontiamo anche il posticino, sei nell'area camper di Rovigo. Vigo, destra poco. Destra poco. Io non ne avevo mai sentito parlare, molto bella in mezzo al verde. Sembra gratuita, col carico e scarico, ma quella è la corrente. Quella là ci corre, no, 4 posti con corrente. Dopo bisogna vedere se funziona, però dopo ti diamo anche la testimonianza se funziona Forse bene. non c'è il carico. Bella, per passeggiata. Non è quello lo scarico? Ah, è vero, forse non c'è lo scarico, aspetta te la faccio vedere in tempo reale. Vieni, continuiamo, wifi free. È vero, una piccola dimenticanza, non c'è lo scarico. Esatto. Allora sì, questo rubinetto funziona e non ha la filettatura. Sembra ci siano anche dei bagni, forse con docce a pagamento. E in sostanza è un parcheggio camper perché non va la corrente, non c'è lo scarico, non va il carico, quindi è un parcheggio camper, un parcheggio perché il camper per legge può parcheggiare ovunque, l'importante è che ci stia dentro le linee, ok? E che non apra tendalini, cose strane, insomma, ma se viene utilizzato come un veicolo, come una macchina, diciamo, che quindi non ti spalanchi, non metti fuori i tavolini, non ti fai il circo, puoi parcheggiare dove vuoi. L'importante è appunto che ti comporti come una macchina. Con la macchina non è che ti metti in metà fuori, non è che tieni aperte le portiere, metti tende e robe del genere, hai capito? Stelina bella, ecco cane, oggi l'ho lasciata da Alessia, però sì che ha il problema al cervello, cioè è normale, insomma, qualsiasi essere vivente quando è troppo anziano va via di testa, no? Questo vale anche per gli umani, ok? E niente, negli animali sembra, soprattutto negli animali, che vanno avanti e indietro all'infinito. Lei ha fatto non so quanti chilometri, ha tutto sangue dalle zampe perché ha finito proprio le unghie consumatissime, guarda, non ha più unghie, è tutto il sangue che le viene fuori dalle unghie, perché non sta mai ferma, porco cane. Cos'è che mi guardi con quelle zampe là allargate da Ettore, quello là di Tom e Jerry? No, è il mio il cibo, sono i miei cordon bleu. Tu hai avuto il tuo cibo, mangi sempre come un re, come una regina, sì, tutte le cose buone, sì, e devi mangiare anche le mie. Mangia il gatto piuttosto, sei anche gratis. Adesso sto cucinando e sono un po' in velocità, però voglio raccontare una cosa. Un piccolo consiglio, trucco che ho imparato in fondo dopo 40 passaggi, un trucco lavorativo per chi lavora come me in proprio, perché è un libero professionista e per chi può applicare le tariffe orarie, ok? Cioè, per carità, io forse lavoro anche col computer, è più facile, però c'è l'app anche per telefono. Aspetta che ti dico la mia, l'ho pagata 2 euro, aspetta là. Niente, adesso me l'ha tradotta in italiano, Chain Timer potrebbe essere, in italiano è conta minuti, e all'icona fucsia. Vabbè, in sostanza è un cronometro, che c'è sia cronometro che timer, a me interessa il cronometro, dove tu puoi crearti vari cronometri e dargli un nome. Quindi ogni cronometro ho dato il nome di un cliente, ma qual è il bello? Che spesso, a volte anche per essere corretti, è necessario mettere in pausa il tuo lavoro, in quanto magari fai una domanda a un cliente, questo non risponde al telefono, non risponde ai messaggi, eccetera, e insomma non è corretto mettere in conto mezza ora, un'ora, hai capito? E quindi con quello puoi mettere in pausa e poi play, pausa, play, pausa, play. Mamma mia, mi ha cambiato la vita. Ti interrompe un altro cliente perché ti deve parlare al telefono, pausa quello che stai facendo, play l'altro cliente. Quindi hai, senza diventare matto, tutte le ore segnate precise di tutti. Quindi non devi più fare l'esaurito e l'incazzato quando un cliente ti chiama. Anzi, devi essere felice perché va sui secondi, va sui minuti, va sulle ore, porca miseria. Aspetta, è vero che questo discorso forse andava affrontato un po' meglio, anche se è una cosa che forse va un po' fuori tema dall'aspetto filosofico e avventuriero del canale, però è una cosa che personalmente, essendo uno che soffre molto di stress, e per stress non si intende le cose negative, ma l'agitazione in generale, anche per le cose belle, ok? Cioè io sono stato malissimo tipo il giorno prima di prendere la moto, ok? Perché ero tutto agitato, ok? Quindi mi ha risentito la pancia e tutto quanto.
mi ha cambiato la vita, cioè già il fatto di lavorare a ore, ok? Perché ci sono clienti, tu dici, metto in conto, non so, tot soldi, perché dico quel lavoro lo faccio in 2 ore, poi invece i clienti ti fanno perdere un sacco di tempo, che non rispondono, oppure ti chiedono di fare 1000 modifiche, che tra l'altro anche insensate, perché cioè, chi è il grafico tra i due, chi è che sa dove e come vanno le cose, quindi è inutile che si perdono ore a dire ma prova di questo colore, prova di quell'altro, prova a ingrandire, prova cosa? Cioè non è che io vado al meccanico e dico ascolta, prova a smontare qua, prova là, e lui mi viene dietro e le ore vanno su. Ho fatto degli esperimenti, è vero, dovevo stringere, con un paio di clienti, li ho lasciati fare per vedere a dove arrivavano. Praticamente con 48 euro, con uno ho lavorato 11 ore e mezza, ma questo mi è servito a me per esperimento, cioè non è che guadagno 48 euro per 11 ore e mezza di lavoro, assolutamente, però ho voluto capire, hai capito, dove arriva la gente che non ha il minimo ritegno, non ha la minima dignità, non ha niente di niente, e pertanto questo è il consiglio che ti voglio dare, o perlomeno dove voglio invitarti caldamente a riflettere e di valutare il discorso delle ore, di lavorare a ore. Glielo si spiega fin dall'inizio, gli si dice, ascolta, io ho un prezzo magari anche più basso degli altri, però lavoro a ore, cioè mi tieni al telefono 3 ore, sono 3 ore di lavoro, come fai i meccanici? I meccanici fa così, ho messo tot tempo a smontarti sta roba, quello, le ore, ok? E dopo la ciliegina sulla torta sono questi programmini, che tu dici esiste da una vita il cronometro, sì, ma questo ti ho detto è un cronometro, cioè sono più cronometri che puoi rinominare, quindi ogni cronometro ha il nome del cliente e tu puoi far play e pausa tra l'uno e l'altro, e quella è la figata. Il CP la vedi senza pannolino perché cioè, l'ho appena riportata dentro in camper, era da Alessia, e quindi poi ci sono anche io davanti, quindi ovvio che non me l'ha fatta davanti agli occhi. Casomai provo ad andare là, ma io la blocco e la porto fuori. Questo volevo farti vedere invece, me l'avete consigliato in molti e io vi ho ascoltato. Sono i piatti in acciaio inox, li ho presi in un sito, adesso non mi ricordo, sono estremamente leggeri. Qua vedo le graffiate di un precedente utilizzo, però vabbè, vedremo nel tempo come si comporteranno. Solo errore mio, perché io purtroppo sono uno in teoria molto preciso, o forse nel lavoro, poi nella vita no, perché in pratica sono molto frettoloso, quindi non ho letto le misure e sono veramente piccolini, cioè sono piattini da dolce, porca puttana, però dai. Certo che se ci pensi, mentre mi metto le scarpe, ognuno fa il suo, stare in libera in una giornata decente di sole, non dico una giornata estiva, chissà cosa, una giornata decente, carica di più che stare attaccati, non so, in un'area camper con la colonnina. Adesso lasciamo perdere i miei alimentatori particolari che caricano 80 ampere. Un camper carica di default, un qualsiasi camper carica 16 ampere, quindi quando ti attacchi la colonnina ti dà 16 ampere, ma in una giornata così con 3-4 pannelli come minimo carichi 20 ampere, quindi carichi di più a stare staccato dalla colonnina che a stare attaccato alla colonnina. Poi vabbè, è una frase che non ha neanche senso, perché quando sei attaccato alla colonnina non è che non funzionano i pannelli, cioè fai 16 più i 20, hai capito? E fai 36. Vabbè, dai, vuoi pagare l'assicurazione a moto. Benvenuto, nuovo antifurto per la bici. Quello era un progetto che avevo inventato io, poi ho fatto il giro tipo i 2000 carpentieri, nessuno che ti risponde mai, per fare realizzare quella roba, e alla fine ho scoperto che esisteva già fatto, e l'ho comprato. Costa una monata, 70 euro, cioè una monata in confronto a quanto sarebbe costato farlo fare, vedrai cos'è. Non so qui, sai che goda passare da Mirko. Aspetta, te puso un attimo qua intanto che catto le chiavi della macchina di Alessia. Allora, cosa succede? Mi hanno mandato il preventivo dell'alternatore montato, è tipo 850 euro, un alternatore a 150 ampere. Ci sto pensando, perché poi caricherei il doppio. Invece di caricare a 60 scarsi, caricherei a 120, ma non ti anticipo troppo, perché se tutto va in porto questa sarà una puntata sui caricatori delle batterie, cioè sui DC-DC, insomma, ecco. Ho cambiato l'app per la gestione del tempo, diciamo, degli interventi, dei clienti, eccetera. Te la straconsiglio se sei del mestiere. Clockify, Clock IFY, ok? È gratuita, o perlomeno la maggior parte delle funzioni, ben più che sufficienti, sono gratuite. Sta qua io l'ho strutturata, aspettate, faccio vedere.
Anzi no, perché se no mi fa il discorso della privacy. Praticamente per ogni cliente ho creato il progetto preventivo e il progetto tariffa oraria, in modo tale che preventivo, quando parte il timer non conteggia le ore perché ho già fatto un preventivo. Se poi ci sono delle cose extra, parte la parte diciamo tariffa oraria con la tariffa oraria già impostata per ogni cliente, quindi non so, uno fa 12 minuti, ti calcola i soldi per 12 minuti in base alla tariffa oraria che ho impostato a quel cliente. Per me è una figata, Dio caro. Cioè, quando devo fare lavori o che mi chiamano di continuo, clic col dedo e va su. Per quello anche amo sempre di più il mio lavoro, perché più sto a lavorare, a fare, più va sul tempo i soldini. È una grande, secondo me, strategia. Più che altro anche psicologica nel senso che va a remare dalla tua parte per il discorso della salute, perché se no, cazzo, tu ti senti come tanti miei colleghi che sono sempre incazzati, neri, furiosi perché i clienti che rompi i coglioni qua e là, invece no, Dio caro, cioè a far come i meccanici, con te tacchi fare un lavoro, tac, parte il timer. Cioè il meccanico no, lavora diversamente. Il meccanico dice ma fa partire il timer da un cubo, poi risponde a 1000 telefonate, va a bersi il caffè, fa qua e fa là, intanto le ore va su. Ok, vabbè, forse non ho fatto un buon esempio dei meccanici, però ci siamo capiti. Ah, Dio Van Life, ho ordinato l'alternatore, che sta qua anche a luce, l'alternatore maggiorato da 150 ampere, e montato i watt e tutto, 852 euro. Non si trova da altre parti, io ho accettato, insomma poi sono tutti soldi che mi recupero alla grande, perché quando io ho corrente lavoro, hai capito? E caricare a 120 ampere ora anche quando stai guidando non è male, non è male, non è male. Aspetta, perché mi non ho il vero di plastica, col Sky Roof, ciao, c'è tutta un'altra roba Sky Roof, guarda che bello, a luna, ieri che asse sgomatai, e tu? Mi sono innamorato del mio lavoro, mi dà enormi soddisfazioni, non intendo soddisfazioni economiche, anche se per carità, dai, non mi posso lamentare, ma enormi soddisfazioni come me le dava una volta, seppur quando ero dipendente, ma che avevo tutti i clienti che mi portavano in palmo di mano, mi portavano i regali, cioè andavano in ferie, mi portavano i regali, ma per adesso è una puttana dell'OnlyFans, Dio caro, no, scherzi a parte. È veramente molto bello, ma molto pericoloso. Cioè, non molto bello solo per le soddisfazioni, molto bello proprio per il lavoro in sé. Io ho sempre adorato, lo dico sempre, computer, moto e tose, che tre robe là. E il computer, cioè, per me lavorarci, computer in generale, che sia grafica, che sia web design, che sia fare una campagna pubblicitaria, che sia fare una qualsiasi altra cosa, anche assistenza a volte su Mac e telefoni. A me piace, cioè è tipo un gioco. A volte gioco a Far Cry e mi dico ma perché devo fare ste cagate qua che non mi portano neanche soldi, cioè perché godo di più col lavoro, hai capito, che a giocare a Far Cry. Poi ripeto, Far Cry ogni tanto mi serve per sparare in testa la gente con sto a cecchino, ma lascia star quello. Dove voglio arrivare, e dove ci sono arrivati milioni di persone, attenzione, è che certi lavori possono essere molto pericolosi. L'ho notato proprio quando in questi giorni dicevo come mi piace il mio lavoro, che bene che sto, eccetera. Ho notato però che ho passato 2 settimane, a parte il sabato e la domenica, ok, ma ho passato 2 settimane dalle 8 di mattina fino a mezzanotte a lavorare, con una pausa pranzo di mezz'ora. Ti cancella la vita, ok? Tutto ciò che è monotonia è morte. Ok? E quindi per quanto bello sia stato, per quanto abbia goduto, sono volate 2 settimane, così come possono volare 2 settimane a chi sta sempre lì nei social network a cazzeggiare su Facebook, Instagram e quelle cose lì, è la stessa identica cosa, ok? E l'importante è essere consapevoli, fermarsi un attimo e dire attenzione, cosa sto facendo? CP! Che sparanco, perché il camper impregnato di scoreggia del cane non si respira una camera a gas. L'assicuratore ha sbagliato a farmi partire l'assicurazione, me l'ha fatto partire un mese prima, quindi ho dovuto disdirla. Adesso attendo il rimborso e dopo fra 3 settimane devo ritornare lì per farla ripartire poi il 1° di aprile. Sembrerebbe che mi hanno trovato un pacchetto almeno per quest'anno, 320 euro. Sospendibile, tutto incluso col carattrezzo e tutto quanto, avevo un pacchetto, se no di solito pagavo 4,20. Pago tanto perché
come alcuni di voi sanno, sono stato 6 anni, 7 senza moto da quando sono andato in camper, e quindi stando tutti quegli anni senza guidare una categoria, non categoria intesa come patente, ma come tipo di veicolo diversa, ho perso tutte le classi di merito. Ad esempio, se ora dovessi comprarmi una macchina, un'auto normalissima, partirei come un neopatentato, perché il camper, anche se è patente B, non c'entra niente, è un'altra categoria, ok? Purtroppo funziona così. Pausa lavoro, faccio un po' di bricolage e vedrai che bello che sei marrone. Sì, molto bello, perfetto. Fantastico anche questo, e sta storia che è stato recuperato spazio non ha senso, perché la roba mi balla. Posso mettere questo qua, ma è un bel casino. Vabbè, cade tutto dopo se la roba balla. Sono soddisfazioni, piccole o grandi, chi se ne frega, sono soddisfazioni. Sì, adesso faccio anche la parte sopra, che sarebbe questa. Guarda che come metto sotteribie. Guarda qua. Allora adesso sto facendo anche questa sbarretta qui per non far cadere quei bicchieri ogni volta, quindi avrò tutti i bicchieri in linea qua dietro. Eccellente, ogni volta è acrobazie, però capolavoro, capolavoro. Ora spazio che ho avanzato, e sotto all'olio c'è un doppio strato di Scottex per sicurezza, non si sa mai. Che figata, sono al faro, una volta ci si univa esatto tipo questo per fare la vasca e fare il giro, fumare una zicca, adesso niente, io ceno qua. Che bella che è la vita. Pensa che tra qualche decina d'anni, o forse domani o forse oggi, finirà tutto. Muori, finisce tutto. Ma prova a pensare, Dio, eccetera, il fatto che devi morire, ma concentrati, Dio caro, veramente, perché un conto è parlarne e un conto è entrarci, ok? Prova a immedesimarti, tipo io ho avuto la fortuna quella volta, è un altro discorso ma sto parlando dell'immedesimazione, di immedesimarmi in un testo di Thoreau che fu Walden Vita nei boschi, e un conto è leggere quel testo e un conto è entrarci, viverlo e percepirlo. Ok? E lì cambia la tua vita, cambia radicalmente tutta la tua cazzo di vita. E quindi io insisto, migliaia e migliaia di altri pensatori del passato insistevano su questo. Prova a concentrarti sulla morte, ma non intesa come morte metafisica, strafattona, religiosa. Prova a concentrarti sulla fine del tuo tempo, prova a concentrarti sulla corrente che se ne va, ok? Che quando spegni un cazzo di pulsantino finisce tutto, e vedrai che il presente, non dico che cambia, che nel senso che cambi ciò che fai nella tua vita, ma cambia senza ombra di dubbio come tu percepisci la tua vita, come la vivi. Io ricorderò sempre, quando lessi appunto questo testo di Thoreau, continuai, perché all'epoca non andai a vivere in camper, no? Cioè ero ancora che vivevo nella vecchia casa, quello volevo dire. Però quando mi medesimai dentro quel testo di Thoreau, che fu questo professore di filosofia americano che andò a fare questo esperimento, no? Di vita minimalista. Ovviamente fu un esperimento, perché quando si esagera poi col minimalismo non ci si sta dentro e si ritorna indietro, come fece lui, no? Ma taglia singolo, taglia, Dio caro, che ti fa video lunghi, mezza ora, Dio caro, ti fai piponi, sì, ok, ma se io non ti racconto tutto il contesto, cioè tutto ciò che sta attorno, come fai a capire il paesaggio dei miei pensieri, porca di quella troia? Va bene, dai, comunque, quello che volevo dire è che se tu veramente pensi alla morte, alla fine, te ne rendi conto di questa sua realtà come se ce l'avessi davanti, ok? E pertanto diventerebbe una cosa pratica, no? Non più teorica, campata in aria, no? Dimenticabile, no? Diventerebbe una cosa tangibile che tu hai davanti, e avendola davanti, porca miseria, dici: ma guarda te, ci provo con la tipa perché tanto domani posso essere morto, cioè capisci? Oppure mando a fanculo il mio capo, cambio lavoro, o provo a fare sta roba, o vado a vivere in camper, o mille altre stronzate, mille altre cose alle quali sei abituato a posporre o ad aver paura. Insomma, ecco, quindi il mio consiglio è
anche il mio consiglio è, oppure anch'io ti consiglio di pensare seriamente alla fine di questo gioco, che è il tempo. Appunti interni, mentre c'è il Cristo che indica e giudica gli appunti interni. Una pizza con la cipolla, quindi una margherita con un po' di cipolla sopra, non di tartufo, cipolla, 10 euro. Poi per carità ci sono posti che fanno anche una margherita di merda a 10 euro, però 20.000 lire, una pizza delle più economiche che ci siano. Forte. Attenzione, è un po' il discorso di prima. Cosa significa? Che non devi prendere la pizza? Ma un'altra di nuovo, ma anche se costa 20 euro prendo la pizza. Però è importante nella vita essere consapevoli delle robe. Per consapevoli, che una volta andava tanto di moda sta parola, cosa si intende? Rendersi conto, Dio caro, quello vuol dire essere consapevoli, cioè ragionarci, rifletterci un attimo su, dire una merda di pizza qua segue a 20 carte da mie, porca troia, ecco, quello significa essere consapevoli, quella è la consapevolezza. Poi con la tua consapevolezza puoi benissimo decidere di prendertela lo stesso e gustartela, e fai benissimo a prendertela come ho fatto io, però consapevolmente. Fia come bevi consapevolmente, no? Cioè significa desfeti a merda, però sii consapevole di quante te desfi, insomma, ecco, una roba del genere. Sì, Pio, amore, ma quanto scorreggi? Cazzo, ieri ho dovuto prendere 2 Nurofen, perché le scoregge quando sono troppo esagerate fanno venire mal di testa, o perlomeno a me fanno venire mal di testa. Io tirerò i porchi e le madonne, ma qui Freud chiama i religiosi malati? Perché mi piace a volte pensare a te, la loro gelosia o tirannia, io mi sento tradito e siamo spari in terra e non esiste più, ma proibito.